tre mesi Zanier si dice se si mette il primo club per un'iniziativa importante per il Friuli. Sì, io ho aderito a queste iniziative perché l'abolizione delle province è già la schiena ai furlani. Ho diventato il contato di Trieste, perché i comuni non hanno una parte come un ente sovracomunale di poter rappresentare il territorio furlano. Non piccole comunità. Insomma, di perdere l'identità, che è il discorso principale. E l'identità, se si mantiene le lingue, non è che si la perde, no, perché si mantiene le sue culture. Ma a livello amministrativo, o rischi di perdere tutto. Non si può considerare una regione. Il Friuli è una regione. Le Venezia e Giulia, o Vignesi e Giulia, è un'altra regione. Una roba inventata, insomma, non so chiaro. No, è l'Istria. Prima della seconda guerra mondiale non era con la Venezia Euganea, e Trieste era con la Venezia Giulia. Dopo, siccome Trieste ha perduto il territorio, è andato sotto il Friuli e andava le divisioni tra Friuli eccetera. Non sono andate le personalità. Si poteva stare insieme, ma finché era un presidente di regione e non era la riforma dai governatori, si poteva giocare una certa autonomia furlana dentro. Come purtroppo sta venendo a galla che è la realtà dei fatti. Come il governatore alto e basso, e il Friuli non esiste più. Con questa riforma li perde l'identità. Non la rappresentanza poi. E allora si torna qua perché si vuole continuare a cementare che è la vera realtà delle queste zone. L'identità amministrativa, territoriale e culturale del Friuli. E non sono altre strade, insomma. Non sono altre strade. Ecco, magari a chi che dice mai la solita rimpatriata invece dice chiaro che è. Si passa e è sempre una testimonianza. Che si riesce o no, che si arrivi o no, non si può morire senza neanche lamentarsi. Beh, chiaro, no? L'approdo disegno fondamentale dell'Iglesia in questo momento. Se contributo di dare. Allora in questo momento non è nessun approdo. Ho un vescovo che non interessa a noi da Friuli. Si è già di tutto che il vescovo qui. Non è come Battisti. Sarà un buon vescovo sul piano delle devozioni, no? Ma forse conosce poco il territorio, non conosce il territorio, stente a identificarsi. Ecco, in questo momento le io che l'Inglese fa si conosce, no? Alvende un'altra cultura. Bisognerebbe che si muovessi, che i predi, che i posti restare, che hanno queste culture. Che hanno a cura forse il Friuli. Come il Cornial, Duilio Corniali, no, come Don Romano Michelotti. Sì, che i predi lì, ma ormai Bellina le muore, Londero le muore, Placereana le muore, Beinata le muore. Insomma, non si riesce a passare, no? E gli uomini di una certa grandezza, di un certo valore, e vanno come che vanno tutti. Ma dite tal soccorso con lui, alla fine si arriverà a mettere in pratica questa bella iniziativa? Allora, Furlan è pronto secondo lui, Furlan moderno cercare. Furlan moderno è apatico, distratto e pensa al ballone, insomma. Pensa, ma una parte, ma pensa poi alle sacchette. E che purtroppo è l'handicap, no? Sì, hanno detto anche che hanno l'ideale, ma non sai se arrivano a essi superiori, a che altri di numero al manco.
Allora, pre-Meni Zanier, Bisogna sempre tentare, bisogna sempre andare avanti, non mai tirarsi in da uno, non fa la teoria del gamba. mai. Per italiano si dice le spallate al muro. Può darsi che dopo 10 volte che si dà il colpo, il muro al collo. Abbiamo sentito la voce di Monsignor Domenico Zanier, adesso invece andiamo a sentire la voce politica, cioè da colui che ha avuto l'idea, l'anima e il corpo di questa iniziativa per Uniti Tutti per il Friuli. Insomma, tre punti particolari, signor Sindaco: pensiero, azione e autodeterminazione. Beh sì, diciamo che l'idea nasce dal pensiero, cioè dalla considerazione di come effettivamente stiamo attraversando un periodo difficile, come in effetti siamo caduti in basso e paradossalmente proprio quando si va così in basso, ecco allora il secondo punto, l'azione o meglio reazione, quando si cade così in basso bisogna reagire appunto e quindi è il momento buono probabilmente per proporre qualcosa che aiuti, diciamo così, una risalita verso delle condizioni migliori e niente di meglio che un assetto istituzionale assolutamente più economico e che fornisce servizi migliori a costi inferiori come quello del Trentino Alto Adige. Certo, poi mi permetta di sottolineare, perché magari qualcuno vede una sorta di, non so, nazionalismo o chissà che roba, la realtà dei fatti è quello che doveva essere la regione Friuli Venezia Giulia pre-Costituzione. Certo, questa non è un'idea, diciamo, inventata da noi, ovviamente, è un'idea antichissima, risale ancora al periodo in cui venne elaborata la Costituzione nell'immediato secondo dopoguerra ed è un'idea portata avanti per esempio da Tiziano Tessitori. Allora probabilmente il periodo non era favorevole e quindi questa idea, che è stata riproposta da tanti nel corso degli anni, perché è evidente che ha solo degli aspetti positivi e nessuno negativo, è evidente che sono tutti d'accordo, ma paradossalmente non l'hanno mai fatta. Ecco, questa idea forse adesso è il momento buono, bisogna che ce la facciamo da soli e quindi con lo strumento più democratico che esiste, quello del referendum. In regione c'è anche il referendum propositivo, non solo quello abrogativo. Se il popolo ci crede deve aderire a questa iniziativa. Noi abbiamo dato 3 mesi di tempo per capire che aria tira e quindi se ci saranno tante adesioni, almeno 1000, di volontari motivati a portare avanti assieme a noi questa iniziativa, allora a settembre stenderemo il testo definitivo, per il quale abbiamo visto oggi c'erano tantissimi professori universitari che sono disponibili a darci una mano, ci sono tantissimi giuristi di eccellenza disponibili a collaborare a questo progetto perché ci credono, perché sanno che è giusto. Ecco, se ci saranno queste adesioni partiremo a settembre. Per aderire è molto facile, bisogna andare sul sito tuttiperilfriuli.it e compilare il modulo di adesione. È un invito, oltre che aderire, a tutti, perché ciascuno può fare qualcosa per questa idea buona, ciascuno può convincere qualche persona, può parlare, può spiegargli che un piccolo contributo mette insieme una forza che diventa l'unione fa la forza, tanti giri di parole. Sì, tanti giri di parole per dire che l'unione fa la forza, e l'appello è quello a darci una mano anche sui social che hanno una forza comunicativa dirompente, insomma a visitare, lì c'è su Facebook una pagina aperta da oggi, Tutti per il Friuli, visitarla, mettere mi piace e condividerla nelle proprie bacheche, perché anche così si può fare qualcosa per il Friuli. Anche perché l'ora sta per scoccare, come diceva qualcuno tanti anni fa, Veneto non stanno a guardare, la Lombardia è pronta il prossimo anno a presentare un progetto di referendum per la trasformazione da regione a statuto ordinario a statuto speciale, il Veneto è lì pronto ad entrare e una volta che queste due entrano, qui è come un uragano, ci spazzano via, no? Certo, il periodo è difficile, c'è anche una tentazione neocentralista, tra l'altro contro la storia, perché gli stati nazionali hanno perso sovranità a favore di enti sovraordinati. La Comunità Europea e il diritto internazionale devono bilanciare questa perdita di sovranità del cittadino, spostando la sovranità verso il basso, ed è una cosa che viceversa non fanno, e quindi bisogna che il cittadino si riappropri della sua sovranità. La Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo, ma per poterla esercitare la deve vedere, non deve essere un'entità lontana che alla fine, voglio dire, rischia di determinarci in sudditi di un impero lontano che non riusciamo a comprendere, non riusciamo a capire. Insomma, una rivoluzione civile usando gli strumenti democratici. Sì, direi che Omar, esperto nella comunicazione, ringrazio. In un slogan sintetico ha individuato esattamente il concetto, cioè il cittadino deve essere protagonista del suo destino, e quindi con il metodo più democratico
noi possiamo combattere quella che può diventare davvero una rivoluzione che stravolge le cose e determina un assetto nuovo, più economico, perché la questione fondamentale è risparmiare soldi dei cittadini. Non sono più tempi per sperperi, sprechi, compensi faraonici a politici incapaci. Ecco, è il momento invece di offrire una oculata gestione del proprio territorio e da questa provincia autonoma del Friuli, e anche per Trieste il discorso è analogo, può nascere effettivamente l'occasione per un rinascimento, un nuovo rinascimento culturale, sociale, ma soprattutto economico, visto i tempi. Mi sembra che il sindaco è stato molto chiaro, anche la partecipazione del pubblico si è vista. Ora spetta al cittadino della regione Friuli Venezia Giulia, come si dice, togliere la testa dalla sabbia e dimostrare di essere maggiorenne.